Ben ritrovati carissimi amici, buona giornata a tutti. Parte la 11ª edizione della Via dei Presepi, la rubrica televisiva che ogni fine anno vi accompagna a visitare quasi tutti i presepi del territorio. Quest'anno è la prima volta che siamo riusciti a coprire tutti i 4 percorsi esistenti tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Ne siamo orgogliosissimi. Inizieremo a conoscerli uno per uno negli anni, nelle varie puntate. Quest'oggi diamo, non per ordine di importanza ma per l'anniversario, la parola al percorso Andare per Presepi. Con noi Roberto Francescato, ben ritrovato Roberto. Grazie. È un piacere averti qui. Grazie. Buon anniversario, a te la parola per presentare il tuo percorso e i vari anniversari che si svolgono quest'anno. Ok, perfetto, grazie. Allora, buongiorno a tutti. È molto importante per me essere qui oggi, che è l'occasione per festeggiare il 20° anniversario del nostro tragitto che si intitola Andare per Presepi e racchiude 15 presepi fra i più importanti fra il Veneto orientale e una parte del Friuli. Raccogliamo anche un messaggio importantissimo che è quello che si festeggia il prossimo anno, gli 800 anni dalla scomparsa di San Francesco, e lo Stato stesso ha deciso che il prossimo anno sarà nuovamente festa nazionale. San Francesco 800 anni fa ha ideato il presepe perché voleva rivivere un po' cos'era la nascita di Gesù, e anche oggi credo ne abbiamo estremamente bisogno di tutto questo. Il mio invito particolare, oltre che a ringraziare tutti i nostri presepisti che dedicano amore, tantissimo amore per quello che fanno nelle loro chiese, nelle loro parrocchie, ma invito tutte le famiglie, specialmente voi papà, fate il presepe con i vostri figli e vi garantisco che i bambini si ricorderanno per sempre di questa mezza giornata, una giornata che dedicate a loro per fare il presepe, che raffigura la nascita di Gesù e ricorda nel nostro piccolo la nascita di ognuno di noi in un percorso di amore e di fedeltà e di convivialità che solo il Natale può dare. E quindi avete capito bene, parte l'11ª edizione della Via dei Presepi. Percorreremo insieme ai comuni dei presepi dei 4 percorsi: Paese Presepi, la strada dei presepi, l'itinerario dei presepi e Andare per Presepi. Roberto, naturalmente a te, a nome di tutti e 4, dare un invito ai telespettatori per visitare quanti più presepi possibili, perché bisogna dire grazie a tante decine di volontari che ogni anno impegnano il loro tempo, lo rubano alle proprie famiglie per loro. Sì, grazie Luigi, veramente questo è non importante, è importantissimo, perché è la vita è un semplice dire grazie a tutte queste persone, padri di famiglia, nonni, che tolgono giornate, serate alle proprie famiglie proprio per far vivere a voi e a tutti i vostri cari questi itinerari veramente emozionanti e molto fatti con amore. Quindi io e Roberto, a nome di tutti i 4 percorsi, vi diamo appuntamento dal 24 notte fino al 6 gennaio, 28 presepi da racchiudere e percorrere in questo periodo natalizio. Voi naturalmente sono sicuro ne visiterete ancora di più, però noi intanto vi diamo un assaggio di qualche chicca. Finisce la puntata 0 e vi diamo appuntamento il 24 notte per il primo presepe, che sarà sicuramente una sorpresa per tutti voi. Grazie Roberto, buon Natale. Grazie a te, buon Natale a te e a tutti.